Dottore. Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati. Prima edizione dei nostri telegiornali, anche quest'oggi staremo insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca e gli aggiornamenti e gli approfondimenti di questa giornata. Cominciamo subito con un tema del quale vi abbiamo a lungo parlato in questi ultimi giorni per quanto riguarda Treviso, che è quello relativo al problema dei migranti che dormivano all'addiaccio praticamente nel parcheggio dell'Appiani, un problema esploso dopo la morte avvenuta tra venerdì e sabato scorsi di un ragazzo indiano morto per infarto, molto probabilmente accentuato con una problematica cardiaca probabilmente accentuata a causa del freddo. Per parlare di questo tema che sta impegnando l'amministrazione comunale, ieri sera c'è stato un vertice con il prefetto, con il comune e con la Caritas per cercare una soluzione, almeno temporaneamente pare che questa soluzione sia stata trovata. Abbiamo in collegamento da Cassugana il nostro Lucio Zanato con il sindaco Mario Conte. A te Lucio, buongiorno. Sì, in realtà buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, in realtà sto attendendo il sindaco Mario Conte che in questo momento è entrato proprio in campo. Buongiorno sindaco. Allora, andiamo subito sul tema principale, ovvero il tema di chi dorme o dormiva all'Appiani. Che soluzione avete trovato? Beh, intanto possiamo dire che dormiva all'Appiani, però questo non significa che abbiamo trovato una soluzione strutturale, ma abbiamo trovato una soluzione di emergenza, proprio perché stiamo parlando di persone, di ragazzi che non possono di certo passare queste notti in un parcheggio pubblico. Quindi sono stati distribuiti nei vari centri di accoglienza provinciali, però c'è anche da capire come faremo ad affrontare anche le prossime settimane, i prossimi mesi, se i flussi continueranno ad essere questi. Ho chiesto collaborazione a tutto il territorio, alla diocesi, ovviamente il prefetto è il primo protagonista nella gestione di questa emergenza, serve una reazione di comunità e devo dire che ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, fermo restando però che poi dobbiamo mettere concretamente a disposizione dei posti per dare la prima accoglienza a queste persone che oggi si trovano a dormire all'aperto con queste temperature rigide. Ecco, di quanti numeri parliamo? Voi avete fatto il calcolo definitivo? Ma il problema principale è proprio la definizione dei numeri, nel senso che fino a ieri nel parcheggio c'erano 40 persone, però non so dirvi se oggi, domani, nei prossimi giorni ne arriveranno e soprattutto non so dirvi se ne arriveranno 1, 5, 10 o 20 ed è quello che tra l'altro diventa il freno per tutti coloro che vorrebbero anche attuare delle politiche di accoglienza, perché rendere indefinito il numero è un limite importante anche per le parrocchie, per i comuni, per tutti coloro che vorrebbero mettersi a disposizione ma che temono poi di essere travolti dai numeri. Ecco, questo è un 32enne, era un 32enne che però lavorava. Mi pare di tornare indietro di oltre 20 anni, quando è arrivata la prima ondata di immigrazione e gli immigrati dormivano nelle fabbriche dismesse, mi viene in mente proprio addirittura l'ex Appiani. Sì, io credo però che, e qui lancio un appello, tra l'altro ho chiesto proprio di essere ricevuto dal Ministero degli Interni perché voglio portare la fotografia del comune di Treviso, che però è una fotografia forse migliore anche di altri comuni, siamo tutti presi nella stessa situazione, però credo che debbano essere cambiate le regole. Chi utilizza queste persone per le proprie produzioni, soprattutto in campo agricolo, io sono dell'idea che deve anche garantire vitto e alloggio a queste persone, perché soprattutto alloggio perché
è comodo, dico, sfruttare tra virgolette la manodopera di queste persone e poi lasciare che invece la gestione umanitaria di queste persone sia a carico della collettività. Se li sfrutti da un punto di vista lavorativo, credo che, come succedeva una volta, sia il minimo che gli dai anche l'accoglienza. Insomma, la strada quella volta fatta da un'industria, creando ad Osson delle case proprio per gli immigrati che avevano posto di lavoro all'interno delle industrie, potrebbe essere la soluzione per questa nuova ondata di immigrazione che lavora. Ma assolutamente sì, cioè, se da una parte c'è l'esigenza della manodopera, dall'altra colui che ha necessità di manodopera e che crea un business con queste persone deve anche farsi carico dei costi di gestione. Lei però parlava anche di racket all'interno della Piani. Succede un fenomeno strano, nel senso che se oggi noi spostiamo quelle 40 persone, probabilmente nelle prossime ore ne arriveranno altre 40, come se qualcuno dicesse che quel posto si è liberato. Adesso io non ho elementi per dire che ci sia il racket dietro questo spostamento di esseri umani, però è evidente che c'è un cordone ombelicale che unisce tutti e che fa sì che nel momento in cui si liberano dei posti, in questo caso in un parcheggio pubblico, poi vengono subito occupati da delle altre persone che, come nel caso mi dispiace per lui, della persona che è venuta a mancare, non è che arrivava dall'India ma arrivava dal Piemonte, e quindi capite che c'è un cortocircuito. Tra l'altro una persona che poteva usufruire anche di alcuni canali familiari per l'accoglienza, ma che ha preferito venire in un parcheggio pubblico a Treviso, in questo caso ci ha lasciato anche la vita. Allora noi ovviamente non vogliamo più che situazioni come queste accadano, alzeremo il livello di controllo. È altrettanto vero che serve una reazione da parte della comunità, delle istituzioni, ma lancio un appello anche al governo che metta la parola fine a questi flussi. Non parliamo di persone che arrivano dall'Africa attraverso gli sbarchi a Lampedusa, ma queste sono persone che arrivano dalla rotta balcanica e sfuggono ai controlli. Ecco Marta, 6 domande per questo tema, se no io ho un altro tema da proporre al sindaco. Volo, Lucio, volevo chiedere al sindaco per quanto riguarda appunto l'accoglienza di questi migranti. Lui parlava della necessità, insomma, da parte di chi assume questi lavoratori di trovare anche un alloggio, ed è notizia di queste ore che comunque la prefettura ha aperto un nuovo bando per 450 posti ed è il terzo di questo 2023 dopo 2 che sono andati deserti. Un terzo bando da parte della provincia, della prefettura, per 450 posti che però vanno deserti i precedenti. Cioè c'è un tema di accoglienza dei migranti che qualcuno non accetta, non fa più, come dire, non crea più economia. Non crea più economia, ma soprattutto stiamo vivendo un periodo dove i nostri territori sono saturi da un punto di vista dell'accoglienza. Ricordo che la caserma Serena è tornata ad avere più di 700 ospiti, via Dandolo è completamente esaurita e stiamo cercando di ampliare i posti all'interno del dormitorio comunale, quindi è evidente che anche a Treviso non ci sono più margini per metterci a disposizione per l'accoglienza. È altrettanto vero che queste persone sono nel nostro territorio e una soluzione la dobbiamo trovare, fermo restando che io resto dell'idea che bisogna intervenire a livello governativo per mettere la parola fine a questi flussi. Però voglio dire, io non me la sento di puntare il dito nei confronti di nessuno, né nei confronti di quei comuni che non si mettono a disposizione, perché l'incognita numeri è un'incognita troppo preoccupante, perché tu puoi dare disponibilità inizialmente per 10 persone e poi trovarti a gestirne 50 o 100, che capite che su un comune da 2-3 mila abitanti può diventare un problema. Certo che la soluzione rimane quella: se l'immigrato trova lavoro, chi gli dà lavoro dovrebbe anche fargli da garante, e quindi si crea quel circolo che abbiamo già visto nelle precedenti ondate. Certamente le persone, siccome parliamo di persone, non possono essere sfruttate quando serve e abbandonate quando non servono. Io credo che serva un atto di responsabilità anche da parte di quegli imprenditori che hanno bisogno di manodopera e che devono garantire a loro la possibilità di vivere dignitosamente anche fuori dall'orario lavorativo. Adesso noi dobbiamo lasciarlo andare per la conferenza stampa, però una battuta, perché in redazione la nostra Francesca Bozza ha raccolto una richiesta da parte di un cittadino. I semafori sul PUT che rimangono spenti, che ci sono dei problemi sulla loro gestione, si sta risolvendo? Allora, abbiamo un problema con un semaforo che verrà sostituito nei prossimi 6-10 giorni, che è quello che è stato abbattuto l'altra mattina da una macchina che ha perso il controllo. Stiamo anche regolamentando la temporizzazione dei passaggi pedonali, perché effettivamente molte signore mi hanno evidenziato che
tempo del verde è troppo breve, perché per una persona anziana l'attraversamento diventa un po' complicato. Sottolineo però che molte volte la difficoltà nel sostituire gli elementi digitali delle centraline semaforiche è dovuto al fatto che queste centraline provengono dalla Cina e ci mettono, in alcuni casi, come abbiamo visto in occasione di una recente sostituzione, anche 60-90 giorni per arrivare ai pezzi di ricambio. Quindi mi appello ai cittadini di avere un po' di pazienza, ma continuate a segnalare, perché ogni vostra segnalazione verrà attenzionata con grande rispetto. Bene, io lascio andare il sindaco che comincia la conferenza stampa e ti restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato e al sindaco di Treviso Mario Conte. Noi proseguiamo parlando di Olimpiadi invernali Milano-Cortina, perché sono ore cruciali queste per capire quello che sarà appunto il destino della pista da bob, ed è ritornata in campo l'ipotesi appunto Cortina. Ci rivedremo nei prossimi giorni con il ministro Giorgetti e scioglieremo i nodi. Sono più che fiducioso, ha detto questa mattina il ministro allo sport Abodi. Ci saranno valutazioni di carattere tecnico economico e metteremo in condizione la fondazione con un indirizzo che sarà chiaro. Così dunque il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, commentando la proposta del ministro Salvini di riportare la pista dei giochi invernali 2026 di nuovo a Cortina. Affermazioni a margine del webinar sul lavoro sportivo in corso appunto all'Olimpico. Con il CIO, continua il ministro, c'è massima collaborazione, una soluzione si troverà, ha aggiunto. Il CIO è titolare dei giochi, noi siamo dei gestori pro tempore, quindi dobbiamo rispettare le regole del CIO che conosciamo. Il confronto è necessario e il CIO ha sempre dimostrato di tener conto delle nostre preoccupazioni e problematiche. A chi gli chiede se dopo aver valutato la pista di Cesana e ora quella di Cortina non sia una perdita di credibilità, ha risposto: penso sia una ragionevole e legittima ricerca di tutelare gli interessi dei territori. Ed ora andiamo a Mestre dove resta avvolta nel mistero la morte di una ragazzina studentessa di 17 anni di origini cinesi precipitata dal quarto piano del balcone di casa a Mestre. Resta avvolta nel mistero la morte della studentessa 17enne di origini cinesi precipitata dal quarto piano del balcone di casa a Mestre lunedì 4 dicembre intorno alle 18 in via Gozzi, poco distante dalla stazione ferroviaria. La polizia scientifica, oltre ad aver acquisito le immagini della telecamera di videosorveglianza della tabaccheria del condominio che ha ripreso la tragica caduta, sta continuando ad ascoltare le testimonianze di quanti hanno assistito all'accaduto. Secondo quanto raccolto, la 17enne non avrebbe avuto problemi con la scuola. I vicini parlano di una famiglia ben inserita con il tessuto sociale della zona e residente qui a Mestre da anni. Alcuni raccontano che prima di vedere la ragazzina precipitare dal balcone di casa avrebbero sentito una violenta lite scandita dalle voci di due donne, si ipotizza fossero quelle della stessa 17enne e della mamma. Poi il nulla, il silenzio, rotto soltanto dal tonfo del violento impatto. Indagini in corso. Ed ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Treviso nell'ambito dell'attività di vigilanza presso l'aeroporto Antonio Canova ha arrestato un cittadino straniero proveniente da Malta e diretto in Olanda che doveva scontare una pena definitiva 6 mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. Sono stati i finanzieri del gruppo Treviso in servizio presso l'area arrivi-partenze dello scalo trevigiano a rendersi conto che sullo straniero pendeva un provvedimento di condanna definitiva disposto dal Tribunale di Bergamo. A tradire il ricercato, partito dalla Valletta, che più volte ha ribadito di essere in Italia solo di passaggio, è stata la fretta di imbarcarsi sul nuovo volo diretto a Eindhoven, nonostante mancassero ancora alcune ore all'apertura del check-in. Dagli approfondimenti attraverso le banche dati è emerso lo stato di latitanza dello straniero, che dunque invece di ripartire per l'Olanda è stato associato alla casa circondariale di Treviso per l'espiazione della pena.
terzo sopralluogo del superperito Placido Migliorino sul cavalcavia di Mestre, dal quale è precipitato l'autobus la sera del 3 ottobre scorso. Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni con l'estrazione dei file che contengono le immagini che sono state girate dalle telecamere interne del pullman. Per la terza volta tecnici e periti sono tornati in sopralluogo sulla rampa nella quale 21 persone persero la vita e 15 rimasero ferite precipitando con un autobus elettrico della società La Linea la sera del 3 ottobre. Dopo i sopralluoghi del 25 ottobre e del 9 novembre, l'ingegner Placido Migliorino, dirigente del Ministero dei Trasporti, è tornato per la terza volta in qualità di consulente della Procura di Venezia sulla rampa Rizzardi, che questa volta non è stata chiusa al traffico durante lo svolgimento della perizia. Lo stato di asfalto e guardrail sono da mesi sotto l'occhio degli inquirenti, unitamente alla carcassa del bus elettrico della Linea, tuttora custodito all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino. Prove di resistenza e di tenuta di reperti asportati durante i precedenti sopralluoghi sono al vaglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova. Nei giorni scorsi la Procura di Venezia ha indagato una quarta persona, il dirigente più alto in grado dei lavori pubblici del comune. Gli altri indagati sono i funzionari responsabili dei settori della viabilità e delle manutenzioni del comune e l'amministratore delegato della società La Linea. Condanna a 9 anni e 2 mesi di carcere per lo stupratore seriale della stazione di Padova. Ritenuto responsabile di 7 episodi di violenza sessuale, assolto invece per un caso di stalking. Alla fine Rayen Vasti, 20enne tunisino, ritenuto essere lo stupratore seriale della stazione di Padova, è stato condannato a 9 anni e 2 mesi di carcere. Lo straniero è stato condannato anche per una violenza sessuale di gruppo commessa con un complice di cui non ha mai confessato il nome. Le violenze sessuali compiute dal 20enne tunisino si sono verificate tutte tra marzo e giugno di quest'anno. Donne palpeggiate e molestate alla fermata del tram o seguite e violentate, come nel caso di una disabile psichica che sotto l'effetto di alcol e droga è stata costretta ad un rapporto sessuale completo, o una donna denudata e abusata in strada a pochi passi dalla stazione. Al tunisino, processato con rito abbreviato, è stata scontata di 1/3 la pena. C'è una bomba, la chiamata è arrivata ai carabinieri, ma si tratta di un falso allarme e non è l'unico che la stessa voce, quella di una giovane donna, aveva lanciato nell'ultimo periodo. Si tratta di una 18enne finita ora nei guai per procurato allarme. Mail e chiamate ai carabinieri. C'è una bomba, oppure venite, c'è stata una rapina. Le pensava proprio tutte: aggressioni, spaccio, furti. Negli ultimi mesi aveva inviato svariate mail ai carabinieri segnalando il verificarsi di gravi reati nella zona di Castelfranco Veneto e in un caso addirittura la presenza di un ordigno. Tutti allarmi che si sono rivelati falsi. Immediate ovviamente le indagini da parte dei militari dell'Arma, che in poco tempo sono risaliti all'autore delle mail. Si tratta di una ragazza appena maggiorenne. La 18enne studentessa della zona è stata sentita dai carabinieri, ma non ha fornito particolari giustificazioni per le fantasiose segnalazioni fatte pervenire. La giovane ora rischia che a suo carico possa essere instaurato un procedimento penale per procurato allarme. Restiamo a Treviso. Un sedicenne è stato aggredito da una decina di giovani nei pressi della stazione ferroviaria. Contusioni e tanta paura per il minore. Gli autori del pestaggio sono poi scappati. Ore 8:30 un gruppo di ragazzi, almeno una decina, hanno accerchiato e poi aggredito uno studente di 16 anni. Momenti di paura a 2 passi dalla stazione dei treni e delle corriere in via Roma. È l'ennesimo pestaggio. A lanciare l'allarme sono stati proprio alcuni testimoni che hanno assistito all'aggressione selvaggia. Sembrava quasi una spedizione punitiva, dicono alcuni ragazzi che disapprovano questi episodi di violenza. Non ci sta. Non dovrebbe succedere. Sono un po' fuori di testa. Secondo me si dovrebbe parlare con una persona invece che alzare le mani.
Chiamati i soccorsi, gli aggressori sono scappati senza lasciare traccia. Forse le telecamere potranno aiutare la loro identificazione. L'ultimo episodio era accaduto il 18 novembre, quando un 17enne di Casale sul Sile, che aveva negato una sigaretta a un giovane, era stato accoltellato ad una mano nella galleria che collega via Roma alla stazione delle Corriere. Soccorso era stato dimesso con una prognosi di 2 settimane. Giorni prima un 18enne era stato inseguito da un gruppetto di giovani con cattive intenzioni, ma il ragazzo aveva fatto in tempo a rifugiarsi in un locale. Gli episodi violenti non sono una novità, anche se i commercianti non ci stanno a far passare il quartiere in un luogo di degrado. Questa è una cosa che può accadere ovunque, non ci siamo accorti. Se dopo passa quell'attimo che escono tutti dalla scuola, magari 2 si azzuffano, ma qui proprio non sto vedendo questo. Dopo succede il sabato pomeriggio, la zona è presidiata dalle forze dell'ordine, che è una cosa egregia. Sono fenomeni che accadono parecchie volte, soprattutto il sabato pomeriggio, quando si trovano tantissimi ragazzi, fanno gruppo. Comunque la polizia qua stanzia tantissime volte qui di fronte, però non è sufficiente. Vigilanza della MOM e pattuglia della polizia ferma nel piazzale delle Corriere. Nella stazione il presidio sicurezza scongiura che avvengano altre risse. Sono aumentati i controlli? Sì, soprattutto in questi ultimi anni qua sono aumentati molto. La giornata di ieri con il funerale di Giulia Cecchettin nella tragedia può rappresentare una svolta, l'ha detto questa mattina intervenendo ad una trasmissione la Premier Giorgia Meloni, mentre la Ministra per la Famiglia, Pari Opportunità Eugenia Roccella ha detto è importante che ci sia sul caso di Giulia una mobilitazione delle donne, questo deve servire a ricordare anche tutte le altre donne uccise dopo di lei. Ed ora torniamo dunque in Prato della Valle all'indomani dei funerali di Giulia. Il nome della 22enne è stato proposto per una statua a Padova. Ci colleghiamo quindi in diretta con la nostra Valentina Visentin e Christian Lockelende. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Prato della Valle, alle mie spalle l'isola Memmia, dove ieri arrivavano fino a lì le persone che sono arrivate un po' da tutto il Veneto per assistere ai funerali di Giulia Cecchettin. Il sacrificio di questa ragazza, il suo nome, quello che la sua morte ha scatenato ha scosso profondamente l'opinione pubblica, soprattutto dei giovani. È proprio perché Giulia Cecchettin è entrata così nei cuori di tanti che ieri, mentre si svolgevano i funerali, poche ore dopo, durante la Commissione Cultura e Pari Opportunità del Comune di Padova, si è pensato di proporre il nome di Giulia per una statua, la tanto richiesta statua di donna, o qui in Prato della Valle, dove ci troviamo nel centro di Padova, una statua. È un dibattito che era iniziato qualche mese fa, qualche anno fa, e che adesso, alla luce di quanto accaduto a Giulia Cecchettin, potrebbe proporre come nome principale per questa statua proprio quello della 22enne di Vigonovo, uccisa dall'ex fidanzato. Si era parlato anche di Norma Cossetto, di Elena Lucrezia Cornaro Piscopi, la prima donna laureata nel mondo qui a Padova, che tra le altre cose è sepolta proprio nella Basilica di Santa Giustina, dove ieri si sono celebrati i funerali di Giulia. Ma visto quanto ha scosso l'opinione pubblica la morte di questa ragazza, l'assessore Colasio ha proposto anche il nome di Giulia Cecchettin, ricordando tra le altre cose, nell'intervista che adesso vi andremo a proporre, come Padova sia stata una delle prime città in Italia a condannare il femminicidio, ritraendolo per la prima volta in un'opera d'arte che è a Palazzo della Ragione, quindi a parlare dunque di femminicidio già nei secoli scorsi. Il nome, la statua, ha detto l'assessore Colasio, potrebbe essere qui in Prato della Valle, ma forse più simbolicamente nel centro della città. Io da Prato della Valle restituisco la linea e vi lascio con le parole dell'assessore alla cultura Andrea Colasio.
Qual è il tema? È evidente che quello che è accaduto in questi ultimi giorni ha provocato una sorta di mobilitazione collettiva, di crescita di sensibilità e di consapevolezza. Io credo che si possa parlare di una generazione, Giulia, specie per i giovani ragazzi. Ebbene, parlare di statue e pensare a Giulia è facile immaginare che un qualcosa, un'opera d'arte che possa evocare, ricordare questo processo di mutamento, perché quello che sta accadendo è un fatto positivo, vi è la presa di consapevolezza da parte di molti uomini, di moltissime donne, che il femminicidio è drammatico ed è un fattore culturale che va affrontato in modo organizzato e debito. Bene, Padova da tempo discute sull'opportunità di realizzare una statua, ma le statue si fanno se hanno un senso compiuto, se raccontano qualcosa di simbolico. Ecco, io credo che una statua o in Prato della Valle o forse meglio in centro storico dedicata a Giulia possa essere un modo con cui la città onora il suo impegno di iniziare con una statuaria di genere. Un processo di modernizzazione che diciamo ha un legame con Padova, visto che comunque la città in qualche modo è stata la prima città a riconoscere il femminicidio tantissimi secoli fa. In che modo? Un episodio drammatico, uno stupro da parte di un uomo che riteneva di amare una donna che era sposata, la stuprò e la uccise. Le similitudini sono enormi perché era stato rifiutato. Lui si chiamava Attilio Pavanello, lei era Lucrezia Dondi dell'orologio. Quello che è incredibile, il fatto avviene nel 1654 e come per Giulia si creò in città e a livello di Repubblica Serenissima un vero e proprio dibattito sulla questione. Il Palazzo della Ragione. Nel lato ovest, accanto al monumento a Tito Livio, c'è il monumento a Lucrezia Dondi dell'orologio che ricorda appunto la violenza da lei subita. Capite? C'è un nesso storico simbolico incredibile tra il 1600 e l'oggi. Queste le parole dunque dell'assessore Colasio in merito a questa proposta che appunto avete sentito è stata avanzata a Padova all'indomani del funerale di Giulia Cecchettin. Nel prossimo servizio ripercorriamo quindi i momenti di questo lungo e commosso addio. Sono da poco trascorse le 10:30 quando la bara bianca coperta di rose esce dall'obitorio di via Cornaro a Padova per essere caricata sul carro funebre e raggiungere la Basilica di Santa Giustina. È all'obitorio che con compostezza e un dolore che si può leggere nei volti, nei gesti, inizia il lungo addio della famiglia Cecchettin a Giulia. È ora di lasciarti andare, dirà poi papà Gino dal pulpito, quello che Filippo Turetta non è stato capace di fare. Possa trovare quell'amore. Dal mattino il sagrato della Basilica e Prato della Valle sono andati via via riempendosi. Moltissimi gli studenti in una Padova che nella giornata di lutto regionale aveva sospeso le lezioni. Una dopo l'altra le corone di fiori del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di Camera e Senato. Nei banchi delle autorità il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Presidente del Veneto Luca Zaia, dietro a loro una schiera di sindaci con la fascia tricolore. Al suo arrivo il feretro è accolto da un applauso, un abbraccio che fa commuovere il papà di Giulia. Guardate le lacrime di Gino. Restano tutto il tempo stretti in primo banco Cecchettin con i figli Elena e Davide, le mani intrecciate, il capo posato uno sull'altro. Il sorriso di Giulia ci mancherà perché il suo viso ci è divenuto caro, ha detto il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, nella sua omelia, invocando poi il Signore. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso. E poi l'unico passaggio esplicito riferito a chi Giulia l'ha uccisa. Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia. Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con se stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita.
In molti si avvicinano al banco dei Cecchettin al momento di scambiarsi un segno di pace. Si fa avanti un uomo i cui lineamenti l'Italia ha imparato a conoscere nel 2021. È Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, uccisa da appena 15 anni. Anche lui ha perso sia la moglie, morta a luglio, che la figlia, e stringe il papà di Giulia in un abbraccio vigoroso. Il feretro viene benedetto, quindi ripercorre la navata verso l'uscita. Quando la bara scende la scalinata, gli applausi della piazza, dei 10.000 della piazza, si fanno rumore e chi c'è sfila dalla tasca, dalla borsa o dallo zaino un mazzo di chiavi, tutti insieme a farle tintinnare per lunghi, emozionanti minuti. E grandissima emozione in chiesa quando il papà di Giulia, Gino Cecchettin, ha letto un discorso, un messaggio che ha voluto lanciare a tutti dal pulpito, un discorso che ha molto colpito, tanto che sia il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, sia il ministro all'istruzione Valditara hanno detto sarebbe un discorso che dovrebbe essere letto nelle scuole per insegnare ai ragazzi a riflettere su questo tema, un messaggio nel quale c'erano tante parole non di odio ma anche di speranza, un messaggio appunto rivolto agli uomini, alla politica e soprattutto alla sua Giulia. Sentiamo queste parole. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro che avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere completamente la loro libertà, prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti. Ma mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali. Creiamo nelle nostre famiglie quel clima che favorisce il dialogo, un dialogo sereno perché diventi possibile educare i nostri figli al rispetto della sacralità di ogni persona, ad una sessualità libera da ogni possesso e all'amore vero che cerca solo il bene dell'altro. Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni, difendere il patriarcato quando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d'accordo, non aiuta ad abbattere le barriere. Alle istituzioni politiche chiedo di mettere da parte le differenze ideologiche per affrontare unitariamente il flagello della violenza di genere. Abbiamo bisogno di leggi e programmi educativi mirati a prevenire la violenza, a proteggere le vittime e a garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Vi voglio leggere una poesia di Gibran che credo possa dare una reale rappresentazione di come bisognerebbe imparare a vivere. Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare. Salutaci la mamma. Ti penso abbracciata a lei e ho la speranza che strette insieme il vostro amore sia così forte da aiutare Elena, Davide e anche me, non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto, ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia. Sì, noi tre che siamo rimasti vi promettiamo che un po' alla volta impareremo a muovere i passi di danza sotto questa pioggia. Cara Giulia, grazie per questi 22 anni che abbiamo vissuto insieme e per l'immensa tenerezza che ci hai donato. Anch'io ti amo tanto e anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma so sperare. Ecco, voglio sperare insieme a te e alla mamma. Voglio sperare insieme ad Elena e Davide. E voglio sperare insieme a tutti voi qui presenti. Voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite.
e voglio sperare che un giorno possa germogliare e voglio sperare che produca il suo frutto di amore, di perdono e di pace. Addio Giulia, amore mio. Un dramma, quello di Giulia, che nella tragedia può rappresentare davvero una svolta, l'ha detto, dicevamo, la Premier Meloni, sottolineando come le leggi, gli strumenti ci sono per difendere le donne. Ha aggiunto: noi siamo libere, non è normale avere paura di un uomo che dice di amarti, ribadendo quindi l'appello a chiamare il 1522 se appunto si è vittime di episodi di questo tipo. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Edizione dei nostri telegiornali. Saluto il nostro ospite, grazie per essere con noi, a Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi per parlare di una nuova ondata di influenze e di Covid che sta mettendo a letto davvero tante persone in provincia di Treviso e nel Veneto in generale, classi decimate, luoghi di lavoro in difficoltà per gestire i turni proprio a causa di questa nuova ondata. Che cosa sta succedendo, dottor Benazzi? Guardi, siamo sostanzialmente nel pieno, ecco, della virosi. Il Covid sta riprendendo, noi abbiamo, diciamo, un tasso ogni 100.000 abitanti di 167 persone che sono a casa con il Covid. Abbiamo anche al nostro interno 16 medici, 36 infermieri, circa 95 persone che sono a casa positive col Covid, quindi è una cosa che sta diventando molto generalizzata. La preoccupazione è che abbiamo una fascia di anziani che viene colpita, tant'è che abbiamo circa 198 ricoverati oggi, quindi in aumento per quanto riguarda il Covid. Di questi 10 persone sono in semi-intensiva tra Treviso e Vittorio Veneto e 6 sono in terapia intensiva, 3 a Treviso, 2 a Conegliano e 1 a Montebelluna. Quindi le persone non vaccinate, comunque le persone che sono fragilissime, ovviamente rischiano di prendere il Covid anche con ricoveri anche in malattie infettive. Abbiamo ricoverato 18 persone con Covid, in malattie infettive con sintomi da Covid. Quindi è chiaro che quello che viene chiesto a tutti è sostanzialmente sia l'ordinanza del Ministero della Salute, che dura fino al 31/12/2023, perché si suppone, si presume che sia il picco dell'influenza che del Covid si manifesti entro il mese di dicembre. Questo porta ovviamente a dire a tutte le persone: lavatevi le mani sempre, quando date le mani usate il gel, non mettete le mani alla bocca o sul naso se non sono appunto lavate o disinfettate con il gel, mettete la mascherina negli ambienti chiusi, cinema, affollati, eccetera, e ovviamente, come prevede la disposizione del Ministero, dentro le RSA, all'interno degli ospedali, anche nei corridoi, negli ambulatori, se possibile utilizzate la mascherina. Se avete qualche linea di febbre, evitate di andare in ambienti popolati oppure all'interno degli ospedali, perché potreste trasmettere il Covid. Oggi noi vediamo sia l'influenza che sta ovviamente, diciamo, entrando e facendosi largo, soprattutto colpendo anziani e persone anche giovani, e quindi la vaccinazione antinfluenzale che comunque si sta facendo con medici di famiglia, che ringrazio, e ovviamente anche farmacie e noi, i nostri operatori dell'azienda ULSS, e le vaccinazioni Covid che stiamo aumentando. Abbiamo fatto già il 7, avremo, come dire, una vaccination day, ne faremo altrettanto il 17, ci saremo anche noi, anch'io e i miei collaboratori, dove apriremo ulteriori 3.600 posti solo per il Covid, perché stiamo vedendo che c'è adesso una richiesta maggiore. L'appello va anche ai medici famiglia, la Regione so che ha chiuso un accordo con i medici famiglia perché ci aiutino sostanzialmente a far fronte a queste richieste, che noi speriamo siano in aumento,
per vaccinarsi per il Covid, perché questo può ovviamente prevenire e aiutare l'insorgenza nelle persone fragili di sintomi anche importanti. Ecco direttore, nei giorni scorsi lei aveva accennato anche a una riorganizzazione ospedaliera proprio per far fronte all'aumento dei contagi e alla necessità di isolare i positivi. Siete già arrivati a questo? Hai in programma qualcosa? Sì, noi abbiamo un CESP, si chiama così, Comitato per l'Emergenza Pubblica, in questo caso non è un'emergenza per fortuna, dove ci troviamo giovedì sera per sostanzialmente riorganizzare, quindi creare dei posti letto, delle alle separate rispetto ovviamente agli altri pazienti, nel qual caso entrino ulteriori pazienti Covid. E naturalmente le malattie infettive di Treviso, che è un'area isolata rispetto al nuovo ospedale, rispetto anche all'ospedale, diciamo, l'altra parte più vecchia, dove che ovviamente i pazienti Covid critici verranno gestiti, perché verranno gestiti con terapie appunto solo mirate al Covid. Questo intanto è l'inizio. Noi speriamo comunque che questa fase così importante, questa impennata, come dicono gli esperti, possa poi chiudersi con il mese di dicembre ed iniziare a ridursi il picco che è previsto tra Natale e la fine dell'anno. Quindi io mi auguro alla fine che grazie alle vaccinazioni, grazie all'impegno, e ringrazio sempre i nostri operatori che stanno facendo tantissimo, si possa ovviamente in qualche modo tamponare, evitando di dedicare proprio aree importanti dell'ospedale al Covid. Dottore, grazie. Naturalmente quindi per trascorrere delle festività più tranquille è meglio vaccinarsi, approfittando anche di questi Vax Day straordinari che state organizzando. Grazie a Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno e buon lavoro. Noi ora mi dicono dalla regia che abbiamo collegati da Bassano del Grappa i colleghi Monica Smiderle per parlare. No, non c'è Monica, allora vediamo se riusciamo a ripristinare questo collegamento. Proseguiamo con la cronaca per parlare di un'operazione della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Treviso, operazione ribattezzata Bosco di Carta, relativa a 4 società cosiddette apri e chiudi attive nel commercio all'ingrosso di articoli di cartoleria dal 2016 al 2020, hanno omesso di dichiarare imponibile per 2,5 milioni di euro per evasione di imposte tra IRPEF e IVA pari a 1.300.000 euro. I 3 amministratori delle imprese, un 70enne, il cognato 65enne ed un nipote 35enne, sono stati segnalati alla locale procura della Repubblica a vario titolo per reati tributari di omessa ed infedele dichiarazione. Si tratta di vere e proprie imprese apri e chiudi che, dopo essere diventate insolventi con l'amministrazione finanziaria, hanno passato il testimone alla successiva impresa costituita ad hoc, che ha continuato ad operare sempre nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, cambiando solo la denominazione e la partita IVA. Questa dunque l'operazione della Guardia di Finanza. A Treviso ancora con la cronaca, perché dopo la rissa scoppiata domenica sera in piazzale Burchiellati, stop alla Domenica Italiana. Gli organizzatori dell'aperitivo musicale, che sono l'Osteria al Bottegon ed altri locali vicini, hanno deciso di fermare l'evento per le prossime 2 settimane, le prossime 2 domeniche. Intanto il sindaco Conte, che era ospite a Ringa, ha annunciato la volontà di contattare la questura e sospendere la manifestazione. Ti dispiace perché il sacrificio lo dovranno fare tutti quei giovani per bene che invece si trovavano al Bottegon semplicemente per festeggiare o per incontrarsi. Ecco, per colpa di pochi la festa non si farà più. Il sindaco Conte è perentorio. Dopo la rissa di domenica sera in piazzale Burchiellati, stop ad eventi come Domenica Italiana, l'aperitivo musicale organizzato dall'Osteria Bottegon, Indimenticabile Caffè e Neps. Ma prima ancora che si attivi la questura, sono gli stessi organizzatori a bloccare la festa, facendo calare il silenzio per le prossime 2 domeniche, in quanto, si legge in una nota dell'organizzazione, ci rifiutiamo di
credere che la libertà al lavoro e la libertà alla socializzazione di tutti sia tarpata da pochi. Se 2 domeniche saranno sufficienti lo si saprà nei prossimi giorni. Quel che è certo è che fino a 3 giorni fa le 11 serate della Domenica Italiana si erano svolte in sicurezza e tranquillità. Ora, a causa di pochi esagitati, viene messa a repentaglio l'intera manifestazione. Bisognerà allontanare questi elementi, ovviamente. Diciamo che lo spirito con il quale è nato questo evento è tutt'altro e quello che è successo non lo rispecchia. Speriamo di poter parlare con il sindaco affinché ci sia magari un'altra via, non per forza chiudere, perché se iniziamo a far chiudere tutti i locali e dopo io mi auguro che si possa trovare un'altra via, magari limitare questo genere di eventi sicuramente, però non sospenderli completamente. Torniamo a Padova, ora notte agitata in via Roma davanti alla chiesa dei Servi. Un 43enne ha aggredito 2 poliziotti. Era sdraiato sotto il portico della chiesa dei Servi in via Roma a Padova, la centralissima zona cittadina, al centro in questi mesi di numerose segnalazioni per risse e aggressioni. Gli agenti di una volante della questura lo hanno avvicinato invitandolo ad alzarsi. L'uomo però si è dimostrato subito molto aggressivo nei confronti dei poliziotti, iniziando a urlare e a minacciare gli agenti che hanno cercato di calmarlo. L'uomo, un cittadino sudanese di 43 anni, li ha strattonati cercando di estrarre qualcosa dalla tasca. In seguito gli sarà sequestrato un coltello serramanico. È stato bloccato, ma non ha placato le sue intemperanze, calciando gli agenti e mordendo la mano di uno di loro, causandogli una ferita con una prognosi di 5 giorni. Portato in questura ed identificato, gli sono stati trovati in tasca alcuni grammi di hashish e un secondo coltello. L'uomo è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Insulti vergognosi rivolti ad un'arbitra durante una partita di basket under 17. Tutta la federazione della pallacanestro condanna l'episodio. La dirigenza della squadra di basket under 17 dei Gunners Cittadella si è scusata con un comunicato ufficiale con la giovane arbitra che domenica scorsa a Camine, durante una partita di campionato, è stata pesantemente insultata da un sostenitore della squadra cittadellese. Insulti sessisti e una frase che ha fatto rabbrividire: meriti di fare la fine di quella di Vigonovo, un chiaro riferimento alla tragica storia di Giulia Cecchettin proprio alla vigilia del suo funerale. L'episodio è stato condannato dalla Federazione regionale della pallacanestro e da tutte le società loro malgrado coinvolte. È un episodio intollerabile e vergognoso. I Cittadella Gunners, dalla società allo staff, dai giocatori ai tifosi, hanno espresso le scuse all'arbitra appena 17enne. L'incidente, che ha coinvolto il tifoso, se tale si può definire, è un caso isolato nella storia del tifo Gunners e non rappresenta in alcun modo il nostro modo di supportare i giocatori e di vedere la pallacanestro, ha scritto la società, annunciando anche che sono già state intraprese azioni e provvedimenti esemplari per evitare che incresciosi episodi come questo si ripetano. Ed ora andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è la nostra Monica Smiderle per parlare di una protesta contro l'installazione di un'antenna in un quartiere residenziale. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. A Bassano si allarga il fronte della guerra alle antenne. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato delle proteste di quartiere San Lazzaro e di quartiere Merlo proprio per il posizionamento di nuove antenne di telefonia mobile. Oggi ci troviamo in quartiere San Vito con il presidente del comitato di quartiere Stefano Monegato. Perché? Perché nei giorni scorsi è stata posizionata l'antenna che potete vedere alle nostre spalle. Si tratta di un'antenna per i telefonini, per la telefonia mobile, che ha fatto scatenare le proteste dei cittadini, le preoccupazioni dei residenti. Il quartiere San Vito è molto popoloso, è il quartiere più popoloso di Bassano, e l'antenna è posizionata in mezzo ai condomini, Presidente.
Sì, diciamo che nel quartiere insistono già altre 11 antenne, anzi 10 per la verità, una appena tolta, ed è molto appetibile per le compagnie telefoniche perché è il quartiere più popoloso di Bassano, sono quasi 6.500 abitanti. E le zone verdi sono veramente poche, certo che questa è stata messa proprio a ridosso delle abitazioni, questo crea malumore e preoccupazione a parte i residenti. Voi avete chiesto informazioni all'amministrazione comunale, avete insomma avuto un confronto? Sì, appena abbiamo avuto sentore che dovessero piazzare l'antenna, non eravamo stati avvisati neanche noi, ci siamo mossi sia come consiglio di quartiere, abbiamo fatto subito una riunione, abbiamo sentito anche l'amministrazione. Noi siamo anche disponibili a fare anche eventualmente una raccolta firme, però vedendo come si è evolta la situazione negli altri quartieri, non so quanto possa essere utile. Si può sempre sensibilizzare le persone e l'amministrazione con la raccolta firme, noi siamo eventualmente a disposizione qualora ci venga richiesto. Sicuramente faremo un'opera di pressione sull'amministrazione, visto che il terreno dovrebbe essere comunale, che i soldi che incamera da parte dell'antenna, da parte dei gestori, venga riversato sui controlli dell'ARPAV per rendere la popolazione più tranquilla possibile. Abbiamo dei valori in Italia i più bassi in Europa e questo ci dovrebbe in qualche maniera tutelare, però è chiaro che avere un'antenna attaccata a casa non fa piacere a nessuno. Certo, un'antenna, chiedo alla collega Andrea Benetti di farci vedere insomma dov'è posizionata l'antenna, è proprio a ridosso dei condomini e delle case. Naturalmente questo fa crescere, aumentare la preoccupazione dei cittadini. Raccolta firme. Non si sa, insomma, Presidente, chiederete appunto un monitoraggio per quanto riguarda l'eventuale emissione di onde, di radiazioni, massima l'attenzione, questo lo possiamo dire ai cittadini. Sì, certamente, noi chiederemo anche se fosse possibile avere un certificato di garanzia da parte dell'Ufficio Ambiente per i residenti, anche perché probabilmente le case, qualcuno potrebbe avere una svalutazione della casa e quindi le persone sono anche preoccupate in questo senso. Noi siamo sul pezzo, abbiamo margini di manovra molto ristretti come consiglio di quartiere, ma mi risulta anche come amministrazione comunale. Ripeto, il quartiere di San Vito è molto popolato e siamo già oberati di antenne, spero che sia l'ultima. Un tema caldo insomma in città, io ringrazio il presidente di quartiere San Vito Stefano Monegato, restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smiderle per questo collegamento. Noi restiamo nel Bassanese perché c'è stato un tentativo di furto con tanto di inseguimento da parte dei carabinieri fino a quando i ladri si sono schiantati. È accaduto tra Nove e Rosà. Vediamo. Prima tentano di rubare in un'abitazione, poi all'arrivo dei carabinieri fuggono a folle velocità per 4 chilometri fino a schiantarsi in una scarpata. È successo lunedì sera tra Nove, Cartigliano e Rosà. Alle 18:30 arriva una chiamata alla centrale operativa dei militari dell'Arma della Compagnia di Bassano che segnala un tentativo di furto in una casa di Nove. La volante si precipita sul posto e nota un'auto sospetta, un Alfa Romeo Stelvio modello quadrifoglio di colore blu elettrico con targa spagnola. I carabinieri intimano l'ALT, ma la macchina fugge. Ne nasce un inseguimento lungo le strade del Bassanese a quell'ora trafficate dato l'orario del rientro da lavoro. A Rosà l'auto esce di strada e finisce in una scarpata. Gli occupanti, probabilmente 3 persone, fuggono tra i campi abbandonando il veicolo e dileguandosi nel buio. Dal successivo controllo i carabinieri hanno rinvenuto all'interno del mezzo vario materiale, tra cui una ricetrasmittente, arnesi atti allo scasso, un cellulare. Un periodo, quello prenatalizio, particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza, con l'aumento del numero di furti ai danni di negozi e abitazioni. Proprio per questo i militari dell'Arma hanno predisposto appositi servizi di controllo del territorio con azioni preventive e di contrasto alla criminalità. Restiamo nel Vicentino, ad Arzignano, rintracciati grazie alle telecamere di videosorveglianza i vandali che hanno danneggiato le vetrate della parrocchia.
Scoperti 3 giovani che hanno vandalizzato la chiesa di San Giovanni Battista a Villaggio Giardino ad Arzignano nella serata di martedì 14 novembre, quando le vetrate della chiesa erano state colpite da grosse pietre per un danno di 2.500 euro. La parrocchia aveva sporto denuncia e fornito alla polizia locale le immagini dell'episodio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Videosorveglianza e attività di indagine hanno portato all'individuazione dei responsabili che saranno segnalati al Tribunale per i minori di Venezia per il reato di danneggiamento aggravato in concorso. Grazie a un sofisticato sistema di telecamere diffuso in tutto il territorio e nello specifico grazie al progetto Parrocchie Sicure che abbiamo voluto qualche anno fa, siamo riusciti a tracciare e a individuare i 3 colpevoli che in questo caso sono dei minorenni. E infine un ringraziamento alla polizia locale perché è vero che ci sono le telecamere, ma è importante sapere che dietro c'è un lavoro molto importante, complesso e professionale per riuscire a trasformare le immagini in indagini che possano trovare i responsabili di vari eventi. A Venezia ora con il collega Filippo Fois che sta seguendo l'incontro in comune proprio per una questione molto calda, quella delle case, il problema casa con il nuovo piano casa del comune di Venezia. A te Filippo, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Dunque discutiamo del piano casa 2024-2026. Accanto a me li vedete l'assessore Michele Zuina, assessore al bilancio del Comune di Venezia, e Simone Venturini, assessore alla coesione sociale. Il piano casa è contenuto nel bilancio di previsione del Comune che in questi giorni è in discussione in Consiglio Comunale. Un piano molto importante, intanto dal punto di vista economico, assessore, quanto vale? Vale circa 30 milioni in 3 anni. È un piano ambizioso, ma ce lo possiamo fortunatamente permettere con risorse certe grazie all'efficientamento che è stato fatto in questi anni del bilancio, e si è deciso di puntare sia nel 24 ma anche nel 25 e nel 26 su questo piano casa per ridurre o eliminare del tutto il problema almeno dei nostri appartamenti residenziali, per cui appunto l'edilizia residenziale pubblica. Ecco, è importantissimo, come diceva l'assessore Zuine, perché si andrà a intervenire su tutto il patrimonio di edilizia pubblica del Comune di Venezia, su tutti gli appartamenti. Quanti sono? Sugli appartamenti non occupati al momento perché bisognosi di restauri. Interverremo su circa 500 appartamenti in 3 anni, così esaurendo completamente la percentuale di edilizia pubblica non assegnata a disposizione del Comune di Venezia. Sono appartamenti che negli ultimi decenni non hanno mai avuto manutenzione o poca manutenzione. Il patrimonio abitativo del Comune consta di 5.350 abitazioni, le quali purtroppo in alcuni casi sono molto ammalorate. Quindi stiamo intervenendo sulla parte esterna col bonus 110, 35 milioni di investimenti in terraferma sul 110 e con un investimento invece per recuperare gli alloggi sfitti. Appunto su questi 3 anni interverremo in 500 alloggi grazie a questo finanziamento di 30 milioni di euro che viene oggi presentato, e almeno 224 appartamenti saranno aggrediti già nel 2024, quindi partiranno nel 24 224 cantieri di appartamenti che oggi non sono occupati, per poi assegnarli agli abitanti che hanno i diritti, che si sono posizionati con un bando in graduatoria utile e potranno andare là a vivere se ne hanno i diritti, ne hanno bisogno. Naturalmente stiamo parlando di appartamenti che si trovano su tutto il Comune di Venezia, sia nella parte lagunare che quella dell'entroterra. Certo è che ci sono dei costi diversi se si interviene a Venezia o nell'entroterra, è una delle tante specificità di questo Comune. Come per tutte quante, non solo per il pubblico ma anche per il privato, ma nel caso nostro appunto il pubblico si trova a dover affrontare dei costi superiori, sia per il trasporto materiali, sia per quello che è, faccio sempre l'esempio di fare una impalcatura a sbalzo su un canale rispetto a farla in terraferma con sotto un marciapiede. Però chiaramente questa è Venezia, sono 2 città in un'unica città e noi comunque dobbiamo contemperare sia quello che è appunto il patrimonio immobiliare del centro storico che quello della terraferma, trattando e dando le stesse priorità a tutte quante le 2 città che sono all'interno del Comune di Venezia.
Ecco, noi ricordiamo un'altra volta ai nostri telespettatori, stiamo parlando del patrimonio edilizio pubblico del Comune, non quello della Regione, sono due cose diverse. Tra l'altro il Comune di Venezia è stato impegnato in questo periodo anche un controllo di come erano occupati questi appartamenti, oltre a quelli che si definiscono fossi propriamente i furbetti dell'appartamento di edilizia pubblica. Ma diciamo che questa amministrazione ha voluto fare chiarezza, perché sono appartamenti pubblici, sono soldi pubblici, quindi devono essere spesi bene e spesi nei confronti di chi ne ha diritto e devono essere gestiti bene. E quindi abbiamo messo in campo un sistema informatico innovativo che ci consente di avere un dettaglio enorme di informazioni, e quindi noi riusciamo a sapere in tempo reale per quell'appartamento chi lo abita, che interventi manutentivi ha svolto, se è in regola con i pagamenti, se ha diritto, se ha presentato l'ISEE, automaticamente collegandoci alle banche dati. Questo ci aiuta da un lato a dare una mano a chi ne ha diritto, ancora di più e ancora meglio, dall'altra parte intervenire per evitare fenomeni di furbetti o situazioni di chi vuole approfittarsene. Ecco, noi dobbiamo veramente ringraziare l'assessore Michele Zuin, l'assessore al bilancio e l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, perché proprio adesso, appena risentiamo la linea, si passa alla presentazione ufficiale alla stampa del piano casa. Per cui direi che per ora da Caffè Versetti è tutto. Marta, ti restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois e agli assessori. Noi ora dalla Laguna, da Venezia, andiamo in montagna. Saluto i nostri prossimi ospiti. Benvenuto a Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, vicepresidente regionale, e Marco Grigoletto, presidente di ANEF Veneto. Buona giornata ad entrambi, grazie per essere con noi. Ormai tutto è pronto per il Ponte dell'Immacolata, che di fatto inaugura la stagione dello sci, la stagione invernale sulle nostre montagne. Vi chiedo ancora cortesemente un attimo di pazienza, andiamo in pubblicità, subito dopo parleremo appunto di vacanze sulla neve. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Ancora benvenuti a Walter De Cassan, Federalberghi Belluno, e Marco Grigoletto, ANEF Veneto. Benvenuti. Allora, parliamo del Ponte dell'Immacolata, che di fatto inaugura la stagione invernale 2023-2024. De Cassan, sul fronte prenotazioni, come stiamo andando? Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Ma da quel che ho sentito ieri pomeriggio sono andato, quando ho avuto il messaggio di questa diretta di quest'oggi, mi sono precipitato ad Araba a sentire come stanno gli animi, e mi hanno riferito che effettivamente il via di questa stagione col Ponte dell'Immacolata è relativamente buono. Cortina è piena perché è tornato il Cortina Fashion Weekend, e credo che anche le altre zone, specialmente della Gordino del Cadore, siano abbastanza piene per questo primo ponte invernale. Ecco, un ponte che finalmente ha visto anche la neve, la stiamo vedendo appunto nelle nostre immagini, perché fino a 15-20 giorni fa, no, si parlava proprio di un flop delle prenotazioni a causa delle temperature che erano ancora molto elevate. Ora il freddo è arrivato, che consente quindi l'apertura delle piste. Marco Grigoletto, come siamo con gli impianti? Ma allora direi piuttosto bene, diciamo che dai 1400 metri in su siamo veramente molto pronti. Sono anche 2 settimane che insieme a quella poca neve che è venuta, perché non è venuta tantissima, è piovuto purtroppo anche fino a 2500 metri, fino a 3 giorni fa, poi è venuta una piccola perturbazione che ha portato 10-15 centimetri di neve fresca a 1500 metri, 1600 metri, però noi abbiamo continuato a innevare e stiamo preparando tutto quanto per il Ponte dell'Immacolata, ma siamo molto fiduciosi. Vedo che anche in questi giorni io mi trovo ad Araba in questo momento e vedo che abbiamo clienti, insomma non ho ancora dei numeri precisi, però sono molto fiducioso per la stagione.
Ecco, Walter De Cassan, sappiamo, no, che il Ponte dell'Immacolata è rappresenta un po' il primo termometro, no, di quello che sarà poi la stagione invernale con le vacanze di Natale alle porte. Si diceva che quest'anno forse i turisti sono un po' più tiepidi, tra virgolette, a causa anche del caro dei prezzi. Poi magari ne parleremo anche con Grigoletto per quanto riguarda gli ski pass, ma comunque insomma alla fine una settimana in montagna tra albergo, tra extra, tra ski pass diventa insomma una spesa abbastanza impegnativa per una famiglia. Ma effettivamente sì, ne parlavo anche venerdì sera a Stra quando ho incontrato l'assessore Caner, che mi ha detto: ma è vero che c'è un po' di crisi? Dico sì, tra parentesi, nel senso che abbiamo un momentaneo stop sulla clientela italiana, quindi anche sulle feste di Natale e Capodanno, che del resto sono anche il periodo più caro dell'anno, però abbiamo buoni numeri su quello che è l'estero. E l'estero che era mancato negli anni, naturalmente negli anni Covid, per cui c'è quest'aria un po' tiepida, diciamo, c'è sulla clientela italiana, ma non di certo su quella straniera. Quindi insomma arrivano gli stranieri, gli italiani sono un po' più attenti alle spese, anche se comunque diciamo si stanno mettendo in atto anche tutta una serie di promozioni, no, De Cassan, per cercare di attirare i clienti, di agevolare soprattutto le famiglie. Esattamente, c'è tutta una serie di agevolazioni, di promozioni, specialmente sul periodo prenatalizio, sul periodo di gennaio dopo l'Epifania, che è notoriamente il periodo più tranquillo, se vogliamo chiamarlo così, e nel fine stagione, quindi su marzo, sperando sempre che le condizioni meteorologiche della neve, eccetera, eccetera, ci consentano di arrivare fino alla metà, se non alla fine di marzo. Arrivare a Pasqua, perché tra l'altro no, quest'anno Pasqua sarà prestissimo, per cui si cerca insomma di protrarre la stagione il più possibile. Grigoletto, per quanto riguarda gli impianti e i rincari anche, perché ne abbiamo già parlato altre volte, le spese di gestione insomma nell'ultimo periodo hanno visto un notevole incremento che poi alla fine per forza di cose va anche a ripercuotersi sugli utenti. Sì, in parte si ripercuote sugli utenti, in parte si ripercuote su di noi che siamo stati con gli aumenti dei prezzi sotto la linea dell'inflazione anche quest'anno. C'è da dire che noi, per venire incontro ai nostri turisti, cerchiamo, come anche detto De Cassan, cerchiamo di dare delle offerte come lo Ski Pass Family, ad esempio, del Super Ski Dolomiti, oppure la prenotazione online, che è già scontata del 5% rispetto ad un giornaliero prenotato, sì, ad un giornaliero acquistato alle casse. Per quanto riguarda invece la stagione, volevo riallacciarmi un attimo a quello che ha detto De Cassan, che sono completamente d'accordo con lui sulla questione turismo, perché ci sono molti clienti stranieri, li vediamo anche noi. Già l'anno scorso c'è stato veramente un boom in tutte le aree, non solo le aree relative a super ski, ma anche aree più basse. C'è stato veramente un boom di clienti che provengono molti dai paesi dell'est, che sono ancora paesi in via di sviluppo, che hanno un PIL che sta crescendo e hanno una classe media che può permettersi di venire a fare le vacanze da noi. Per quanto riguarda invece l'impiantistica, diciamo, più sociale, cioè mi sto riferendo a tutte quelle aree che in un certo senso sono in luoghi ancora dove non c'è la neve, noi speriamo comunque che entro Natale, speriamo arrivi una perturbazione, che possano aprire anche loro,
e queste aree consentiranno sicuramente di avere un giornaliero non ai prezzi, diciamo, che sono quelli che fa l'alta montagna, ma a un costo per le famiglie più accessibile. Sto parlando dell'altopiano di Asiago, sto parlando del Nevegal, che hanno anche una funzione sociale che serve a tutti quanti, a tutto il turismo, per fare in modo che le famiglie possano poter sciare ad un prezzo accessibile e far crescere i bambini, che un giorno saranno i clienti delle quote più alte, diciamo così. Ecco, riassumendo, diciamo, per chi avrà la fortuna, insomma, di poterlo fare in questo prossimo Ponte dell'Immacolata, dove si potrà sciare sulle nostre montagne? Quali saranno gli impianti aperti? Beh, gli impianti aperti saranno sicuramente tutto il collegamento che riguarda il Giro dei Quattro Passi, e saranno i 4 consorzi principali, che sono quelli di Arabba, di Cortina, il Civetta, il compressore del Civetta e il compressore di Falcade San Pellegrino. Sarà aperta probabilmente anche qualche area di Asiago, e queste sono le zone in cui sicuramente si troveranno delle piste accessibili. Per quanto riguarda, diciamo, le altitudini sopra i 1500 metri, troverete tutto aperto, tutto pronto, perché tutto quello che riguarda i 4 compressori che ho appena citato è tutto a posto, quindi con venerdì, con domani, diciamo, tra domani e venerdì tutto si aprirà in maniera completa. Ed è Cassan, tra domani sera e venerdì cominceranno anche a riempirsi gli hotel, almeno fino a domenica, no? Sì, per questo ponte si parla di quasi tutto esaurito, giustamente nelle zone che ha appena citato Marco Grigoletto, quindi nelle zone sciabili, diciamo. Per questo ponte quasi tutto esaurito sicuramente. E anche in questo ponte sentivo di provenienze specialmente dall'estero che non dall'Italia. Purtroppo c'è questo problema, questi rialzi, questa stagione inflazionistica che fortunatamente pare stia terminando, quindi per la prossima stagione estiva, per le prossime stagioni, si spera che i prezzi possano rimanere fermi o muoversi su percentuali, chiamiamole risibili, quell'1-2% che è il tasso di inflazione normale che ci si aspetta, e quindi si possa ritornare ad avere anche quel tipo di clientela, anche italiana e non solo straniera. Certo, senz'altro. Un'altra nota che volevo, forse dolente, diciamo, che volevo affrontare con lei, De Cassan, è quella relativa al personale, no? Ne abbiamo parlato tante volte anche in occasione della scorsa stagione estiva, la difficoltà, no? Di trovare personale nelle strutture alberghiere, ma non solo, anche in tutte le varie attività commerciali e di ristorazione. Poi vedremo anche se è così per gli impianti. Per quest'inverno com'è la situazione? Ma forse per quest'inverno la situazione è un po' meno complessa rispetto agli anni scorsi. Primo perché è stato finalmente approvato il decreto flussi, che era rimasto fermo per un anno e mezzo, se non ricordo male, per cui anche gli stranieri possono entrare e lavorare senza nessun problema. In più ricordiamoci che l'inverno non ha quella, tra virgolette, concorrenza del mare dal punto di vista occupazionale. È chiaro che purtroppo la provincia di Belluno ha una problematica che è quella del continuo depopolamento, per cui sappiamo che la provincia di Belluno ha un tasso di disoccupazione del 2-3%, quando quello fisiologico di uno stato moderno normale è del 6%, quindi è chiaro che dobbiamo importare manodopera da fuori provincia. Certo, e invece Grigoletto sul fronte vostro, diciamo, degli impianti e delle piste, sul fronte personale, leggevo qualche giorno fa addirittura di una grande difficoltà a trovare maestri di sci, una professione che sta quasi scomparendo.
Oddio, questo non lo so se sta quasi scomparendo, non credo, però sì, io per quanto riguarda la mia associazione posso dire chiaramente che abbiamo diverse difficoltà nel reperire delle figure anche fondamentali per la gestione degli impianti, e sto parlando dei capi servizio, dei macchinisti, che sono figure per noi che sono importanti e siamo costretti ad importarle da fuori regione, anche fornendo vitto e alloggio. Questo è un tema che a me sta molto a cuore e che cercheremo come associazione nazionale anche di affrontare, perché vorremmo far capire anche ai nostri residenti, anche ai nostri giovani residenti, che il lavoro sugli impianti è un bel lavoro, è un lavoro anche formativo e che permette una carriera, una discreta carriera, anche alle volte anche importante, solo che probabilmente ancora non è visto come una cosa che non ha un grande appeal, diciamo, però cercheremo di affrontare anche questa cosa con le scuole, cosa che abbiamo già fatto lo scorso anno. Cerchiamo di portare avanti questa politica nel cercare di creare anche delle figure che siano adatte a venire a collaborare con noi, perché vogliamo dire che da noi si sta anche bene, c'è la neve, sì, magari fa anche freddo, ma il lavoro per una persona che è appassionata può essere molto soddisfacente. Senz'altro, io vi ringrazio allora per essere stati con noi, grazie a Marco Grigoletto, presidente di ANEF Veneto, e grazie a Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, con l'auspicio naturalmente di un buon ponte dell'Immacolata per tutti coloro che sono in procinto di partire per questo primo assaggio di stagione sulla neve. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata, alla prossima. Buongiorno. Un saluto. Ecco, noi restiamo nel bellunese ora per parlare di un accordo davvero storico che è stato siglato da Luxottica, che va a rivoluzionare l'organizzazione del lavoro con la settimana corta che arriva nelle fabbriche. Il servizio di Tiziana Bolognani. Chi è felice lavora meglio, lo sosteneva Leonardo Del Vecchio. Il suo, più che un motto, era un vero e proprio stile di vita applicato nelle aziende del gruppo EssilorLuxottica, fra i primi a siglare con i sindacati piattaforme di welfare lungimiranti. Oltre all'innalzamento costante della qualità dei propri prodotti, EssilorLuxottica ha investito sulla professionalità dei propri dipendenti, il cui impegno è la chiave di volta della storia di successo iniziata da Del Vecchio e che oggi il nuovo management vuole che continui. L'accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre fra il gruppo e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali è destinato a regime ai quasi 15.000 dipendenti degli stabilimenti italiani del gruppo, e a far notizia è stata l'introduzione a partire dal prossimo 1 gennaio della settimana corta. Ci siamo arrivati perché da tempo come organizzazioni sindacali stiamo registrando un'esplosione del tema della conciliazione e un bisogno da parte delle persone di tempo libero, tempo di vita, quindi non solo conciliazione ma equilibrio tra la vita lavorativa e la vita privata. Un confronto durato quasi un anno, già attestato dagli impiegati del gruppo nei mesi di giugno e luglio. I dipendenti potranno godere di 20 giorni di ferie, 6 di permessi a cui si vanno ad aggiungere 20 venerdì liberi durante l'anno, corrispondenti a 20 settimane in cui si lavorerà fino al giovedì sera con retribuzione piena, adesione volontaria e una sperimentazione che interesserà subito 1.000 lavoratori. In 3 anni 8.000 e a regime i quasi 15.000 dipendenti delle fabbriche italiane. Ma, ed è questa la domanda insistente di queste ore, sarà tutto oro quel che luccica? L'azienda si prefigge l'obiettivo di ridurre l'assenteismo, che è uno dei temi che pesa sull'efficienza, e di aumentare efficienza e produttività. Quindi persone più contente, persone che quando lavorano sono concentrate sul loro lavoro e che poi hanno spazio e tempo di vita. Oltre al fatto di risultare un'azienda più attrattiva per i giovani, il nuovo integrativo permetterà la stabilizzazione a tempo indeterminato di oltre 1.500 lavoratori all'interno del perimetro produttivo italiano. Viviamo in un territorio che soffre lo spopolamento e che ha un tema di calo demografico, e l'attrattività di un'azienda e del territorio diventano fondamentali per il futuro.
Siamo nel bellunese, andiamo in Alpago per parlare di lupi. Si è parlato molto spesso dopo vari episodi di predazione di emergenza lupo. Oggi interviene l'associazione Io non ho paura del lupo, impegnata anche in Veneto per favorire la conservazione del lupo e la sua coesistenza con le attività umane. Sentiamo. Da spettatori a protagonisti nel dibattito aspro sulla presenza del lupo in provincia di Belluno, in special modo in Alpago, dove i sindaci la scorsa settimana all'ennesimo avvistamento di un branco in paese hanno invitato la popolazione a non uscire di casa la sera, si inserisce l'associazione Io non ho paura del lupo, una rete di persone attive dalle Alpi agli Appennini, abitanti di piccoli paesi, pastori e contadini, legati a un'idea di territorio dove montagna e modernità sanno coesistere insieme. È necessario, afferma il vicepresidente Francesco Romito, avviare un percorso condiviso utile alla conoscenza dei grandi carnivori e poi intervenire sui sistemi di prevenzione, anche se non rappresentano la ricetta perfetta. Sono degli strumenti di lavoro che consentono di mitigare il danno, naturalmente richiedono un aggravio di lavoro per gli allevatori, che è un aggravio importante che deve essere considerato. In Alpago, spiega Romito, il lupo è presente stabilmente da almeno 3 anni. Questi animali occupano territori molto ampi e quello che sta accadendo è un fenomeno del tutto naturale che avviene da oltre 50 anni nel resto d'Italia e da circa 30 sulle Alpi. Di storie di prevenzione ce ne sono tantissime di grande successo e bisogna ripartire da quelle, smettendo di pensare al fatto che il lupo, come è arrivato, sparirà un domani. Il lupo è un animale che è tornato per rimanere e quindi bisogna anche ragionare su questo. E quindi basta alimentare le paure dei cittadini con la disinformazione e proclami di dubbia efficacia, afferma l'associazione. E quindi il nostro invito è quello di rivolgersi agli enti, alle istituzioni che danno una mano a chi vuole mettere in opera dei mezzi di prevenzione. C'è un sacco di supporto da questo punto di vista. Speriamo insomma che anche in Alpago si lavori un po' di più sulla prevenzione, specialmente anche in quei contesti in cui ci sono pochi animali, in cui sicuramente rispetto ai grandi allevamenti è un po' più facile mettere in opera questi strumenti. La politica, ora chiusa la stagione dei congressi in Fratelli d'Italia, si apre il dibattito dopo la vittoria nella maggior parte delle province della cosiddetta corrente che fa capo a Donazzan. Vediamo. Le correnti in Fratelli d'Italia non esistono perché le correnti sono una cosa seria. Sono una forma di struttura del partito e questo partito non è strutturato come era strutturata la Democrazia Cristiana o addirittura come Alleanza Nazionale prima, è strutturato in maniera differente e quindi non si può parlare di correnti. Ci sono semmai, come si sono visti in ogni competizione, sia interna che esterna, penso alle regionali, anche alle regionali come nei momenti congressuali come quello che abbiamo vissuto in questi giorni, ci sono delle contrapposizioni anche interne di persone che si affrontano e che cercano di prevalere l'uno sull'altro ed è quello che è accaduto esattamente in questa cosa. Poi questo tutto ha portato ad aumentare i tesseramenti, quindi abbiamo raggiunto i 15.000 tesseramenti, il tutto ha portato ad avere nuova linfa, quindi nuova classe dirigente, gente che magari in questi anni si era impegnata un po' meno ma che grazie al congresso ha ritrovato spirito ed iniziativa, che si aggiunge a quelli che in questi anni hanno tirato magari di più la carretta. Oggi abbiamo molte più persone disponibili sul territorio a lavorare. Io non ne farei una questione di chi è di chi o chi è vicino a chi. Il partito uno è sempre stato uno da quando è nato e quindi io ve lo posso dire, testimoniare insomma, per esserci stato da parecchio tempo e quindi non cambia nulla se non che oggi ci sono dei nuovi provinciali che hanno 2 grandi obiettivi. Il primo è consolidare i risultati che abbiamo ottenuto e che hanno ottenuto anche i loro predecessori negli ultimi tempi. Ricordo che il Veneto è la prima regione per percentuale di Fratelli d'Italia e dall'altro anche internamente di compattare e di includere tutte quelle persone che magari in questo congresso non hanno votato per loro ma che sanno benissimo che sono un patrimonio di questo partito, per cui buon lavoro a tutti i provinciali, sia quelli che sono stati
confermati, sia quelli che hanno avuto un congresso unitario, sia quelli che sono nuovi e che hanno avuto un congresso di confronto, perché la sfida di oggi è un'altra, cioè quella di risolvere i problemi della gente e non di occuparci di questioni interne. E questo dunque l'estratto dell'intervista a Luca De Carlo, andata in onda ieri sera a Ring, intervistato appunto da Ferdinando Avarino. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri notiziari. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Vi ricordo che dopo, come ogni mercoledì, ci sarà la puntata dedicata alla CGIL. Arrivederci, buon pomeriggio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pressione in aumento, soffiano venti di maestrale, la giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto. Vediamo il dettaglio di mercoledì 6 dicembre. Sul Veneto il cielo si presenterà nuvoloso e coperto, specie al mattino. Con il passare delle ore, dunque, dal pomeriggio, non sono escluse anche delle parentesi maggiormente soleggiate. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 7 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà grigio e nuvoloso, possibili schiarite poi nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo sarà anche in questo caso in prevalenza coperto, ma con occasionali schiarite e soleggiate nel pomeriggio. Temperature minime tra 2 e meno 2 gradi, massime sui 7 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.